La commissione ministeriale di liquidazione del Comune di Favara, che si occupa del dissesto finanziario in cui versa il Comune e quindi della gestione dei crediti dell'ente nel periodo di dissesto, ovvero fino all'anno 2015, ha adottato la delibera con la quale non rinuncia alle sanzioni sulle cartelle anni 2000-2015. Di conseguenza, il Comune di Favara non aderisce alla possibilità di stralcio delle cartelle esattoriali relative a quel periodo prevista dalla recente normativa finanziaria nazionale. L'assessore alle finanze Pier Vaccaro comunica comunque che resta salva per il cittadino la possibilità di ottenere i medesimi benefici aderendo alla definizione agevolata prevista dal DL Sostegni, ovvero chiedendo la cosiddetta rottamazione, che prevede ugualmente l'eliminazione delle sanzioni per il pagamento della sola tassa. Sempre in tema finanziario, il Consiglio Comunale di Favara, convocato dalla Presidente Miriam Mignemi per martedì 31 gennaio, è chiamato a deliberare il rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2020, ovvero il conto consuntivo. All'ordine del giorno del Consiglio anche la proposta di deliberazione relativa all'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2023-2025. In discussione anche alcune proposte di modifica del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e diverse mozioni consiliari. L'assise cittadina è chiamata a riunirsi martedì 31 gennaio alle ore 18:30. La seduta sarà anche trasmessa in diretta streaming sul sito del Comune.